voglio ricordare e soffermarmi anche su questo, perché il Partito Sardo d'Azione di allora, nell'84, del Veneto sardista, i numerosi voti presi in Sardegna, ha fatto bene a ricordarlo Mario, furono proprio determinati dalla forza di questi giovani che facevano parte di tutti questi movimenti, Subopulu, con Mario Carboni, Diego Corrane, Gianfranco Pittore, Casula, ne ricordiamo tanti. Il partito ebbe un grande successo soprattutto sulla scia di questa politica linguistica culturale che faceva il movimento. Un aspetto che voglio evidenziare perché mi ha portato a farlo e sul quale io ho fatto una ricerca, Mario Carboni, è quello riguardante il denaro, il bilancio del 2011 sugli investimenti culturali dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, formazione, sport e spettacolo. Voglio ricordare che questo assessorato è gestito da due direzioni, la direzione generale dell'istruzione, la direzione generale dei beni culturali. Fanno capo alla direzione generale istruzione due servizi, il servizio istruzione e il servizio formazione superiore e università. Fanno capo alla direzione generale beni culturali 5 servizi: affari generali, beni culturali, spettacolo, sport, editoria, cinema, biblioteca e beni librari, lingua e cultura sarda. Sono 5 servizi. Naturalmente tutti questi servizi hanno bisogno dei denari, sono gestiti dai denari. Allora, la dotazione iniziale del bilancio 2011, ufficiali i dati perché sono stati fatti da una mia ricerca, che ricordo ho fatto quando feci l'interpellanza a sostegno di questa tesi vostra, che poco fa hai citato nel rapporto fra Università di Cagliari e Università di Sassari, è questa: il servizio istruzione 61 milioni di euro, servizio formazione superiore e università 94 milioni di euro, affari generali 1 milione 10.000 euro, beni culturali 26 milioni 776 mila euro, spettacolo, sport, editoria, cinema 47 milioni 880 mila euro, biblioteche e beni librari 11 milioni 705 mila euro, lingua e cultura sarda 2 milioni 788 mila euro, totale 245 milioni 159 mila. Allora, da questi dati relativi alla dotazione del servizio lingua sarda sottraiamo il contributo statale della legge 482/99 pari a 1,5 milioni di euro, più gli importi riconducibili a Sardegna e Sardegna e interventi di natura culturale e non linguistica pari a 350.000 euro, per un totale di 1.850.000 euro. E aggiungiamo 50.000 arrivati con il collegato. Pertanto, se sottraiamo a 2.788.000 la somma di 1.850.000, otteniamo la cifra di 988.000 euro, che è quanto la Regione spende in un anno per la sua politica linguistica. Rispetto a 245 milioni 159 mila euro di totale disponibile dell'assessorato. 988.000 rappresenta lo 0,40% circa del totale della cultura in Sardegna. Questo è quello che la Regione investe per la lingua sarda. Ecco, volevo dirvi. Sapete che adesso le università di Cagliari e Sassari, lo citava poc'anzi Mario Carboni, devono ancora spendere rispettivamente 750.000 euro di residui nelle annualità 2008, 2009, 2010 per la formazione degli insegnanti. Ecco, questi volevo dire sono i dati. E ricordando anche Simon Mossa, volevo citare a proposito una sua frase, 2 frasi. Una è questa: è necessario battersi perché la nuova cultura possa essere data al popolo sardo,
senza distruggere quella arcaica che ha in sé i germi di un'evoluzione rapida nel mondo moderno. E ancora, con l'inibire lingua e cultura locali sin dall'infanzia si farebbe perdere ai sardi la fiducia in se stessi e lo spirito di iniziativa. Ecco, quali di queste parole sono più attuali di oggi? Io credo che il problema della lingua e della cultura sarda non deve essere relegato, come si vuole, credo, da qualche parte, a semplice folklore, sentendo anche i miei colleghi, o a semplice affarismi, ma io credo che sia, come sosteneva anche del resto Diego, un patrimonio, una risorsa del nostro popolo, soprattutto una risorsa economica. In questo mondo gira un volume economico molto alto, se lo si vuole, e che dà sviluppo alla nostra isola.